Ben ritrovati dalla redazione. Un extracomunitario è rimasto ferito durante una rissa scoppiata in Piazza della Libertà a Trieste, vittima di una coltellata, ma non rischia la vita. L'episodio si è consumato mentre i volontari, armati di viveri, bevande, pentole e banchetti, offrivano pasti e generi di conforto a decine di migranti che, come ogni sera, si erano raggruppati nello spazio davanti alla stazione centrale. Proprio una di essi, una dottoressa di Valdagno, insieme a un'infermiera dello stesso gruppo veneto, ha prestato le prime cure all'uomo. Frammentari alla ricostruzione della vicenda, tutto è iniziato davanti al bar, anche questo gestito da stranieri, che si trova al civico 3B di Piazza della Libertà, sul lato opposto al terminal. Un diverbio è scoppiato per cause in corso di accertamento da parte degli investigatori della Polizia di Stato fra tre extracomunitari. In breve, dalle parole urlate si è passati alle mani. A un certo punto uno dei tre, che era stato colpito da un pugno, ha tirato fuori un coltello e portato un fendente alla vittima dello scontro. A questo punto le fasi diventano confuse, ma il teatro dell'azione si sposta varie decine di metri più lontano, in pratica davanti al monumento dell'imperatrice. Sissi, ferito alla vista di un'auto della polizia, si è parato dinanzi agli agenti, agitando le braccia, forse voleva richiamare l'attenzione dei poliziotti. Fatto sta che lo straniero si è messo a correre fino al monumento. Qui, per precauzione, per essere stato stracapito, è stato immobilizzato dagli uomini della questura. Seduto ha continuato ad agitarsi, ma per poco, passato l'effetto dell'adrenalina dopo la coltellata, a causa dello shock è svenuto. In soccorso è intervenuto uno dei numerosi volontari che erano impegnati in quel momento con la distribuzione di aiuti, un medico e un'infermiera. Un operaio rimane schiacciato da un pesante portone e viene soccorso dal 118. È successo ieri nello stabilimento dell'Abata San Doligo della Valle. L'uomo, un cittadino tunisino di 61 anni, era impiegato in una ditta esterna. A estrarlo sono stati i colleghi, poi è intervenuto il 118 e il personale sanitario. L'ha portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Avrebbe riportato un trauma toracico addominale anche agli arti, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Approvato dalla Commissione europea il secondo grande progetto per lo sviluppo della valle dell'idrogeno del Nord Adriatico. Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica, parlando di un finanziamento di 7,6 milioni di euro assegnato alla piattaforma di investimento per l'idrogeno pulito del Nord Adriatico, che si occuperà di accelerare le azioni di innovazione transnazionale all'interno dell'ecosistema dell'idrogeno, costituito attraverso la collaborazione tra la regione, la Slovenia e la Croazia. CSG annuncia in una nota stampa l'ingresso di un nuovo investitore nel suo assetto sociale, in quello della Pallacanestro Trieste. Si tratta di Paul Matjasic, avvocato di San Francisco con origini istriane. Paul ha acquistato quote di CSG a seguito dell'operazione di trasferimento da parte di Trieste Basket. È diventato anche il maggiore azionista diretto della Pallacanestro Trieste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in prevalenza sereno con qualche nube pomeridiana sulla zona montana. Soffierà ancora bolla moderata sul Carso e Trieste, temperatura di sopra della norma del periodo, con zero termico a 3.500 metri circa. Temperatura minima in pianura fra 10 e 13, le massime fra 24 e 27 gradi centigradi. Sulla costa minime fra 13 e 16, le massime fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.